Bene, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Stiamo meditando nei nostri ultimi mercoledì alcune storie di personaggi della parola del Signore che si ritrovano in qualche modo nel contesto del deserto. È soltanto un contorno, diciamo così, il deserto, dove però molti personaggi si sono ritrovati. E tante volte il deserto è stato un elemento fondamentale della storia di quel personaggio, altre volte è stato semplicemente il contorno che però ci permette di fare alcune riflessioni. Questa sera parleremo dei due primi figli di Aronne, di Nadab e Abiu, e ne parleremo nel contesto del deserto perché la parola di Dio, riprendendo la loro vicenda, che è una vicenda triste, lo fa nel libro dei Numeri, quindi dopo aver parlato della loro storia che si trova nel libro del Levitico. Nel libro dei Numeri riprende brevissimamente questo episodio che mediteremo questa sera e lo fa aggiungendo questa pennellata ispirata dallo Spirito Santo, aggiungendo il contesto del deserto. Il nostro passo di questa sera è soltanto un verso, poi parleremo un po' di tutta la storia, e si trova nel libro dei Numeri, al capitolo 3, ed è il versetto 4, che dice così: Nadab e Abiu morirono davanti al Signore quando gli offrirono fuoco estraneo nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli, ed Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne, loro padre. Ecco, questo unico verso riprende la storia di Nadab e Abiu. Questa storia è narrata nel libro del Levitico, al capitolo 10, ed è una storia non allegra, è una storia che parla di una morte, di un giudizio di Dio che colpisce questi due uomini con la morte. Brevissimamente, Dio aveva istituito il sacerdozio levitico, chiamando Aronne a essere sommo sacerdote, e poi tutta la stirpe di Aronne sarebbe stata la stirpe dei sacerdoti che avrebbero compiuto i riti sacri per il popolo di Israele. E Nadab e Abiu, i primi due figli di Aronne, erano stati chiamati dal Signore a esercitare il sacerdozio insieme al loro padre. E se voi leggete il capitolo 8, il capitolo 9 del libro del Levitico, voi noterete quale sontuosità, quale rigore, quale solennità c'era nello stabilire il sacerdozio. Dio aveva indicato la presentazione di questi uomini attraverso Mosè, i loro vestiti, i sacrifici di iniziazione. Addirittura loro, dopo essere stati chiamati e investiti dal Signore di questo incarico, rimasero 7 giorni in consacrazione, isolati da tutti, alla presenza del Signore. E nell'8° giorno iniziarono a esercitare i riti appunto dei sacerdoti. E Dio, approvando quanto aveva stabilito per il sacerdozio, rispose gloriosamente, è scritto in Levitico capitolo 9 al verso 24, rispose con il fuoco. Fu un fuoco del Signore, quindi non fu acceso da uomini, fu acceso dal Signore stesso. Quindi questo ci parla di un fuoco sacro che proveniva dal Signore ed era un po' il segno della sua approvazione. È scritto così nel verso 23: Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra.
Ecco, questo avvenne e fu un segno straordinario della presenza di Dio, dell'approvazione di Dio, della gloria di Dio. Il popolo esultò, ovviamente contento di tutto questo. E qui Nadab e Abiu presero ciascuno il suo turibolo, è scritto così in Levitico 10, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso, da notare del fuoco, dell'incenso, e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Questo fatto scioccò un po' perché il popolo di Israele aveva appena gioito di un fuoco che era divampato dalla presenza del Signore per bruciare l'olocausto, e quindi un fuoco che scatenò la gioia, l'esultanza. Dalla presenza del Signore poco dopo divampò un nuovo fuoco, sempre proveniente da Dio, ma questa volta un fuoco di giudizio, un fuoco che colpì questi due uomini che presero del fuoco, è scritto, dell'incenso, e offrirono a Dio un fuoco che egli considerò estraneo. Torniamo al nostro passo, Numeri capitolo 3 verso 4. Tutto questo, dice la scrittura, tutto questo avvenne nel deserto del Sinai. Nadab, Abiu, Aronne e dopo di loro tutti i discendenti della tribù di Levi, da quel momento in avanti avrebbero prestato il loro servizio davanti a Dio e avrebbero dovuto iniziare il loro servizio già lì nel deserto del Sinai. Questa è la prima lezione che noi traiamo da questa storia nel deserto. È qui che noi dobbiamo servire il Signore. È qui che siamo chiamati a servire il Signore. Possiamo applicarlo forse per facilità anche al tempo nostro presente. Siamo in un tempo di gravi restrizioni, questo lo sappiamo, di impedimenti. E di tanto in tanto qualcuno dice: ma sono così tanti gli impedimenti, le, tra virgolette, scocciature che a cui dobbiamo stare attenti, distanziamenti, orari, che non vale la pena fermarci e aspettare tempi migliori in cui sarà più semplice servire il Signore. Questa pennellata che, come ho chiamato prima, che troviamo nel libro dei Numeri, ci dice che non è così. Nel deserto del Sinai loro esercitavano il sacerdozio, nel deserto del Sinai offrirono il fuoco estraneo, nel deserto del Sinai morirono. Ma soffermiamoci sulla prima delle considerazioni. Nel deserto del Sinai loro iniziarono a esercitare il sacerdozio, e in questo tempo, seppur difficile, seppur problematico come poteva essere il contesto del deserto per il popolo di Israele, è in questo tempo che noi dobbiamo o iniziare a servire il Signore, o se già lo stavamo servendo, continuare a servire il Signore, fare quello che Lui ci chiede di fare. Gli israeliti avrebbero potuto dire: bene, ora sappiamo come funziona il sacerdozio levitico, aspettiamo di arrivare nella terra promessa, lì ci stanzieremo nel territorio e i sacerdoti vedranno bene qual è la zona migliore per posizionare il tabernacolo e iniziare i loro riti. Ma qui nel deserto dobbiamo smontare l'accampamento, rimontarlo. Prendiamoci il tempo di transizione e poi dopo lo inizieremo. No, non fu così. Aronne iniziò subito, Mosè iniziò subito, e anche Nadab e Abiu seppero nel cuore che dovevano iniziare subito. Quindi la prima considerazione per noi questa sera è questa: nel deserto del nostro tempo, nella situazione anche di difficoltà in cui noi ci possiamo trovare, tuttavia è il tempo che stiamo vivendo ed è il tempo in cui noi dobbiamo servire il Signore. Non sta a noi decidere
la qualità del tempo che viviamo, il favore del tempo che viviamo, favore per servire, favore per non servire. Noi dobbiamo servire il Signore in ogni tempo in cui siamo chiamati. E se vogliamo estendere un po' di più il concetto, i credenti del XXI secolo, noi nel 2020 dobbiamo servire il Signore in quest'epoca. Siamo stati chiamati in quest'epoca e in quest'epoca non ci vogliamo tirare indietro. Seppur sembra un deserto, seppur ci sembra che i tempi in cui tutto sembrava facile, meno prove, tutto meno complicato, seppur non è quello il tempo e non ci sembra quello il tempo, noi però vogliamo dire, Signore, in questo tempo noi siamo chiamati a servirti, così come tu chiamasti a servire Aronne e i suoi figli in quel tempo, e iniziarono in quel tempo, iniziarono nel deserto. Caro fratello, cara sorella, caro amico che stai ascoltando e ti stai accostando al Signore, se anche consideri il tuo tempo presente un deserto che ti fa venire voglia di dire aspetto di uscire fuori da questa arsura, da questa siccità, da queste prove, da queste difficoltà per poi prendere le mie decisioni, l'incoraggiamento della parola questa sera è questo: adesso è il tempo di servire il Signore. Anche se ti trovi nel deserto, servi il Signore con quello che Lui ti ha chiamato a fare. La seconda considerazione che possiamo fare riguardo alla storia di questi due uomini è che il servizio a Dio, ora, se qualcuno per grazia di Dio è stato spronato dalla prima considerazione a dire è vero, devo servire il Signore, non è il tempo di incrociare le braccia, non è il tempo di attendere, ma voglio fare quello che posso, ma in questo tempo, senza scoraggiarmi. Beh, se qualcuno è stato spronato, la seconda considerazione riguardo al servizio a Dio è questo, che il servizio a Dio richiede un requisito, ma il requisito che chiede Dio per poterlo servire non è il talento, non è la capacità personale, non è nemmeno lo zelo. Ben venga che ci siano qualità, talenti, buona disposizione, ben venga che ci sia lo zelo, il desiderio, l'entusiasmo, ben venga che ci siano queste cose, sono cose assolutamente positive che ci faranno apprezzare le cose buone che Dio ha riservato per noi, ma non sono questi il requisito indispensabile per servire il Signore. L'unico requisito che il Signore chiede per poterlo servire è l'ubbidienza. Lui vuole che noi ubbidiamo alla sua parola. Lui vuole che noi ci sottomettiamo e ubbidiamo a quello che Lui dice. Quando Dio chiama a servire, Dio non chiama a servire dicendo ho delle cose da fare, non le faccio io, falle tu e vedi tu come farle. No, quando Dio chiama a servire, Dio dice esattamente quello che vuole che noi facciamo. Ci esorta a seguire quello che Lui ci indica e ci incoraggia a credere che quando non sappiamo qual è il passo successivo, noi dobbiamo attendere la sua voce, noi dobbiamo avere fiducia in Lui che ci guiderà, ma in ogni caso Lui ci dice le cose che vuole che noi facciamo. Ora, Nadab e Abihu sapevano come doveva essere alimentato quel fuoco. Sono state fatte tante supposizioni su quale fu esattamente il peccato che questi uomini commisero. Qualcuno dice che entrarono nel luogo santissimo e presero quell'incenso che era riservato per l'altare dei profumi, ma nel luogo santissimo poteva entrare soltanto il sommo sacerdote, che era loro padre, loro non potevano. Alcuni pensano che presero del fuoco altrove, non dall'altare, e alimentarono il loro turibolo con un altro tipo di fuoco, non considerando che Dio voleva che fosse fatto tutto esattamente come Lui aveva indicato, perché tutto quello che Lui aveva indicato parlava della sua santità. Quel fuoco che Israele aveva visto era stato alimentato da Dio stesso, e quindi
Anche il fuoco che i sacerdoti avrebbero dovuto prendere doveva parlare del fatto che quell'opera era stata iniziata da Dio, con l'approvazione di Dio. Un altro fuoco avrebbe significato che l'opera era stata iniziata da un uomo che aveva appiccato quel fuoco, e quindi c'era anche un profondo significato spirituale. Qualcuno dice che presero i turiboli, li presero, erano loro attrezzi, li presero con superficialità. Questo ci dice che probabilmente questi uomini non si curarono di considerare quello a cui erano stati chiamati, e quindi pensarono che potevano fare le cose che dovevano fare in modo superficiale, mettendoci del loro, a loro discrezione. Ma tutto quello che proviene dall'uomo guasta la santità dell'opera di Dio. Ecco perché è necessario che noi seguiamo le orme di Gesù, è necessario che noi ubbidiamo alla parola di Dio. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. È indispensabile che, come fecero gli israeliti costruendo il tabernacolo, noi facciamo tutto secondo il piano che Dio ci ha mostrato, perché l'opera è di Dio e deve continuare a parlare di Dio, della sua natura, del suo carattere, della sua santità, della sua gloria. Ma ogni volta che noi inseriamo del nostro, quello guasta l'opera di Dio, guasta la testimonianza. Pensate alla breccia di Uzza. Vi ricordate quando Davide decise di trasportare l'arca del Signore con un carro? Non bisognava fare così, Dio aveva detto che doveva essere trasportata con delle aste, e questo carro traballava e quest'arca sembrava inclinarsi, e non è scritto che stava cadendo, Dio non l'avrebbe permesso, ma Uzza, nel timore che l'arca cadesse, allungò la mano per sorreggerla, e quando avvenne questo morì, perché quella mano umana stava a significare che ci voleva l'aiuto dell'uomo per sostenere l'opera di Dio. Ecco allora che era fondamentale ubbidire anche nel trasporto dell'arca a quello che il Signore aveva detto. Quindi il requisito che Dio richiede a ognuno di noi per servirlo è di ubbidire a quello che Lui dice. A volte vogliamo fare le cose per il Signore, ma le cose che diciamo noi, come le vogliamo noi, senza sottostare alle cose che Dio ha disposto, a volte perché non siamo d'accordo, a volte perché coinvolgono altre situazioni e altre persone e non ci va tanto, a volte perché non comprendiamo, a volte perché è faticoso, a volte perché ci costa l'umiliazione del nostro orgoglio. Qualunque sia il motivo, tutti questi motivi ci allontanano dall'ubbidire alla parola del Signore. Se vogliamo servire il Signore, l'unico requisito che il Signore ci chiede è di ubbidire. Samuele dirà: l'ubbidienza vale meglio del sacrificio. E quindi noi vogliamo ubbidire al Signore. Se vogliamo servire il Signore, dobbiamo fare quello che Lui ci chiede, partendo da quello che è rivelato nella Sua parola, e poi anche compiendo atti di fede in quello che il Signore mette nel nostro cuore, confermato dalla parola del Signore, confermato dallo Spirito Santo. Ma noi vogliamo fare la volontà del Signore, ubbidire alla volontà del Signore. E vi voglio ricordare che non si può ubbidire al Signore in qualcosa e poi tralasciare le altre cose. Molti dicono: io servo il Signore, amo il Signore, però poi nella loro vita ci sono altri aspetti, forse ancora più elementari, che lasciano indietro, dicendo: io parlo di Gesù, ma magari non voglio avere relazione con i fratelli, non voglio perdonare. Noi dobbiamo ubbidire al Signore integralmente. Ubbidiamo al Signore se vogliamo servirlo, e Lui ci farà vedere come è capace di guidarci passo passo. Nadab e Abiu non ubbidirono al Signore, fecero delle cose superficialmente e corruppero l'opera del Signore mettendoci del loro, delle loro intenzioni, e questo danneggiò la testimonianza di santità del Signore. Terza considerazione che voglio fare: il servizio a Dio va fatto con timore. Qualcuno si è chiesto: ma come mai questi uomini, che comunque erano timorati di Dio, come mai arrivarono a essere così superficiali
dopo essere stati 7 giorni alla presenza del Signore, dopo essere stati impressionati da una cerimonia così solenne, come mai scaderono così tanto? Eh, È interessante notare che in Levitico 10 il Signore ripristina poi il ruolo di Nadab e Abiu, che sono appena morti, chiamando gli altri due figli di Aronne a servire al posto dei loro fratelli. E il Signore dice a questi fratelli di Nadab e Abiu, ad Aronne, poi diventa una legge perpetua per il sacerdozio levitico. Dice il Signore che non avrebbero mai più dovuto bere vino e bevande alcoliche. È scritto così in Levitico 10. Il Signore parlò ad Aronne e disse: Tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. Praticamente tutti i commentatori biblici ritengono che il Signore metta questa norma ai sacerdoti leviti proprio perché probabilmente Nadab e Abiu si ubriacarono, furono indulgenti verso loro stessi eccedendo nel bere e questo li portò nella loro intemperanza a fare cose che da lucidi non avrebbero fatto, entrare nel luogo santissimo, pensare che le cose del Signore potevano essere fatte con superficialità. Tutto questo dimostra che non ebbero il timore di Dio. Tutto questo dimostra che non si curarono della presenza del Signore, che si era tra l'altro manifestata col fuoco in modo visibile e glorioso. Ma il Signore volle lasciare un segno, che fu un segno che poi stabilì una rinuncia perenne al vino, alle bevande alcoliche per i Leviti. Voi non berrete quando entrerete nel santuario, altrimenti morirete. E sembra proprio che il Signore stia raccontando che cosa è avvenuto. Loro erano entrati nel santuario, erano entrati alla presenza del Signore, ubriachi. Ora, questo noi lo possiamo estendere alla condizione spirituale. Noi non possiamo farci beffe del Signore. Noi dobbiamo avere il timore di Dio in ogni cosa. Dobbiamo accostarci alle cose del Signore con un profondo timore, sapendo che stiamo amministrando le cose che arrivano dal cielo. È un onore per noi, è qualcosa di prezioso, di cui noi non siamo degni. E quindi il servizio a Dio va fatto con profondo timore. Questa è la terza considerazione, il timore di Dio, la considerazione della sua presenza, del fatto che Lui condivide con noi le cose grandi del cielo, ci onora di servirlo. Tutte queste cose ci devono ricordare che non siamo davanti a un uomo, ma siamo davanti a Dio. C'è sì l'onore, ma anche la necessità di accostarci a Lui col timore. Purtroppo viviamo in un tempo in cui si parla troppo del Signore senza timore. Dio è quello che deve dare le cose, che deve assolutamente risponderci, che noi prendiamo autorità e allora Lui è colui che ci serve in qualche modo, e questo tante volte nasconde che non c'è il timore di Dio, perché poi ci sono degli atteggiamenti, delle condotte che rivelano che non ci curiamo della santità di Dio, di quanto è prezioso il Signore, di quanto è puro. Per servire il Signore dobbiamo riscoprire il timore di Dio. Allora ci accosteremo alle sue cose con grande importanza, con grande profondità, con grande serietà, con la consapevolezza che ci stiamo accostando a qualcosa di grande valore, di grande preziosità, e quindi questo aumenterà la stima, aumenterà l'impegno, aumenterà la qualità di tutto quello che noi facciamo per il Signore. Nadab e Abiu pensarono che si poteva andare alla presenza del Signore da ubriachi, in modo leggero, senza curarsi della loro condizione personale. Noi non vogliamo fare lo stesso, perché dice ai Numeri
e lo considera nello stesso verso che abbiamo letto. Nadab e Abiu erano stati chiamati a servire il Signore nel deserto, ma poi dice il nostro verso, in Numeri capitolo 3, verso 4, e così ci avviamo alla conclusione. Dice che Nadab e Abiu offrirono un fuoco estraneo al Signore e morirono nel deserto. Fratelli, noi siamo chiamati a servire il Signore nel deserto, ma non dobbiamo concludere il nostro cammino nel deserto. Noi non siamo chiamati a concludere il nostro cammino nel deserto. La conclusione del nostro viaggio spirituale è la terra promessa. Eppure Nadab e Abiu conclusero il loro cammino nel deserto. Non deve essere questa la nostra fine. Noi dobbiamo servire il Signore nelle prove, nelle difficoltà, farlo con timore, farlo in ubbidienza, farlo con buona disponibilità, ma sapendo che la nostra destinazione non è il deserto. Ecco perché vogliamo ubbidire al Signore, ecco perché vogliamo accostarci a Lui con timore, perché chi scade dalla grazia, chi abbandona il Signore, rimane nel deserto, e noi invece vogliamo andare nella terra promessa, vogliamo incontrare il Signore. Lo stiamo ripetendo più volte in queste settimane, sentiamo i segni degli ultimi tempi, desideriamo vedere il Signore, desideriamo vedere le sue promesse, quello che è scritto nella sua parola. La nostra destinazione non è il deserto, la nostra destinazione è il cielo. E noi non vogliamo concludere il nostro cammino come i figli di Aronne, noi vogliamo andare alla presenza del Signore. Fratelli, serviamo il Signore, serviamolo anche adesso, nei modi in cui il Signore ci permette di farlo. Serviamolo in ubbidienza, serviamolo col timore di Dio, e noi andremo avanti nella prova, con forza, con perseveranza, con fedeltà, fino a quando vedremo quello che il Signore ha riservato per noi. Dio ci benedica.